Se ne fa un gran parlare perché è una rivoluzione, un cambiamento di Stato al quale non siamo abituati. Io non so quale sia la ragione che ha indotto la civica amministrazione, però credo che sia un segnale dei tempi con il quale dovremmo fare i conti anche per il prossimo futuro, nel senso che bello il porfido, però bisogna posizionarlo, manutenzionarlo. Ci sono i fondi, c'è la possibilità di mantenere un'abitudine come questa che probabilmente le casse comunali non sono più in grado di sostenere? Non lo so. Le viene il sospetto di no? Se devo guardare a ciò che accade, sempre più spesso vedo le attività dei comuni, delle civiche amministrazioni sostenute dalle sponsorizzazioni. Ora, amministrare per sponsorizzazione può essere molto bello, ma è indice di una difficoltà molto forte che non può che riflettersi a tutti i livelli del piano amministrativo. Per cui i soldi o li hai e li spendi e quindi li puoi spendere, oppure non li hai e ti accontenti di fare come si fa in famiglia con ciò che ti rimane in tasca. Ecco, quindi una posizione piuttosto comprensiva la sua. Non mi pare peraltro un peccato mortale. È un dato di fatto oggettivo, se le cose cambiano l'asfalto si può togliere con assoluta facilità e si può ripristinare il porfido.